Sindaco, al via la primo appuntamento della rassegna teatrale Vigata. Sì, questa sera è il primo appuntamento della rassegna teatrale di Vigata di Andrea Camilleri, è la sesta edizione, come avevamo detto in un'intervista qualche giorno fa. Ci fa piacere vedere che la gente ancora una volta riscontra in maniera positiva queste manifestazioni. Per noi è importante perché non vogliamo far perdere quello che è il teatro, la cultura in questa città. La gente infatti è già dalle 9 che è arrivata, purtroppo abbiamo come sempre difficoltà nei posti a sedere perché la legge ne prevede di mettere 200 sedie, ne avremmo voluto mettere molto di più ma questo non è stato possibile. Comunque speriamo che la gente si diverta, sicuramente si divertirà, questa per la sesta volta e quindi per il sesto anno consecutivo. Ancora una volta portiamo in scena le migliori compagnie della provincia e della Sicilia intera e dell'Italia. Quindi un grazie a tutti, a Giovanni Volpe, a Mario Dilvano e a Francesco Di Mari che hanno curato questa rassegna durante questi mesi invernali e oggi arriviamo finalmente al culmine di una rassegna e di un evento che per la nostra città è importante. Siamo con l'assessore Bruno Gallo al comune di Porto Empedocle, oggi primo appuntamento della rassegna teatrale Vigata dedicata a Andrea Camilleri. Sì, stasera inizia la sesta edizione del premio Vigata dedicata ad Andrea Camilleri. Ci tenevo ancora a ringraziare gli organizzatori Giovanni Volpe e Mario Silvano, gli sponsor Enel e la Regione Sicilia e tutte le compagnie teatrali che si esibiranno nel corso delle 8 serate previste. Stasera inizieremo proprio con una delle compagnie di casa, la compagnia Caos, che metterà in scena il Pensa di Giacomino di Luigi Pirandello, uno degli autori tra gli autori più amati da Andrea Camilleri. E auguro una buona serata a tutti. È stato un cartellone particolarmente ricco, quello che lei insieme all'amministrazione e al sindaco avete preparato quest'anno? Sì, quest'anno quindi abbiamo previsto un calendario molto ricco che si estende fino al dopo San Calogero, fino al 6 settembre inoltrato. Abbiamo previsto alcune manifestazioni anche al d'Azzurro, dove monteremo anche un palco lì tra metà agosto, nella settimana tra primo e dopo Ferragosto. Abbiamo in programma diverse serate di gruppi musicali, serate di cabaret, anche sfilate, e il fiore all'occhiello è proprio il premio Vigata. Allora, cominciamo giusto stasera la sesta rassegna del premio Vigata Andrea Camilleri. Quest'anno saranno 8 le serate, abbiamo aumentato di una rispetto allo scorso anno e sono quasi per intero dedicate al teatro popolare, ma anche al teatro quest'anno in particolar modo di Luigi Pirandello. Apriamo infatti con Pensaci Giacomino, chiuderemo col Berretto a Sonagli, in mezzo avremo Avilanza, ma avremo anche altri spettacoli molto particolari che trattano anche, come mi è sempre caro a me, anche aspetti legati alla contemporaneità. Venite a Porto Empedocle, la Giunta sta facendo uno sforzo notevole per mantenere intatto quella che è questa tradizione fondata da Andrea Camilleri e quindi venite a passare delle belle serate di teatro. Parliamo della serata di questa sera? Questa sera apriamo proprio con il Pensaci Giacomino della compagnia Caos, diretta da Renato Terranova. In realtà loro sono una tradizione ormai consolidata sia della città sia di questa rassegna, perché spesso hanno portato lavori. Quest'anno portano appunto un Pirandello e lo portano in una scenografia essenziale ma molto attenta a quella che fu l'inizio della rivoluzione borghese di Pirandello. Questa sera all'esordio con la vostra rappresentazione teatrale Pensaci Giacomino alla manifestazione teatrale appunto di Vigata, con l'inizio della rassegna teatrale siete proprio voi con Pensaci Giacomino a fare l'esordio. Noi siamo onoratissimi per 2 motivi. Primo perché essendo il gruppo storico empedoclino ogni anno puntualmente siamo a soddisfare, diciamo così, i nostri fan, i nostri ammiratori e quindi onoratissimi di aver aperto non solo la rassegna Premio Vigata intitolata al maestro Andrea Camilleri, ma anche in previsione, essendo la vigilia di Agrigento Città della Cultura 2025, abbiamo pensato di voler tributare i giusti onori al cittadino
agrigentino più illustre, Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello. Che tipo di spettacolo metterete in scena? Allora, io come sempre cerco di rendere tutte le opere con quel po' di ironia che non guasta mai. Poi io per carattere sono così, anche nelle cose più tragiche che mi sono capitate nella vita, quel pizzico di umorismo me li rende meno pesanti di quelle che dovrebbero. Pirandello in tutte le sue manifestazioni ha voluto sempre o quasi evidenziare le brutture dell'animo umano, però anche nelle persone, normalmente noi vediamo una persona che cade e ci mettiamo a ridere, quindi questo significa che un pizzico di ironia non guasta mai. Io nelle mie opere cerco sempre di mettere quel pizzico di sale che rende più gustosa la vivanda.